mai siete qua? Per chi? Per il concerto qua. Per il concerto. Sì, ma per qualcuno è Per mica. Per la Nutella e per mica. Non amo molto la Nutella, però la festa mi piace molto, è molto apprezzata, vedo, è molto sentita dai napoletani. Tu sei qui per mica o per la Nutella? Per la Nutella ovviamente. Più per la Nutella che per mica, Napoli si conferma la città italiana che più ama la crema di cioccolato, diventata icona. La Ferrero per il suo cinquantenario l'ha scelta proprio per questo e le ha dedicato un barattolo celebrativo, questo con scritto Napoli, che già sta diventando oggetto da collezione. Tra poco più di un'ora la star anglo-libanese Mika salirà sul palco, ma la piazza è già caldissima. L'hanno scaldata gli Alma Megretta, l'electro swing di Simona Molinari, il sax di James Senese con Napoli Centrale. Tantissimi giovani, tantissime le famiglie, la piazza vive e le polemiche sembrano ormai alle spalle. Questa è la Napoli che vogliamo, piena di energie, piena di eventi, perché portano anche lavoro e muovono l'economia. Questo significa che da adesso in poi questa piazza continuerà a vivere nonostante qualche polemica? Sì, abbiamo veramente iniziative programmate fino a Natale, le polemiche vanno superate, ormai l'obiettivo è chiaro, Napoli deve vivere, non ci vogliono ostacoli inutili e privi di buonsenso.